Se vi ricordate, sabato scorso abbiamo messo un annuncio, un post sulla pagina di Chioggia Azzurra, invitando alle ditte, chi potesse, di fare delle donazioni di mascherine, di materiale protettivo per quanto riguarda il pronto soccorso di Chioggia, perché come altri ospedali erano poi in difficoltà avendo una mancanza di queste dotazioni, e sapete che praticamente le vuole tutto il mondo e ce ne sono sempre di meno. Ne devono arrivare, perché è notizia che ne devono arrivare un numero importante prestissimo. Comunque, in seguito al post che avevamo fatto, ci sono state alcune ditte che si sono dette disponibili ed erano in attesa che arrivino queste benedette mascherine, si spera nei prossimi giorni. Però intanto questa mattina i fratelli, leggo perché sono pakistani, non vorrei sbagliare, sono amici Ali Said e Ali Abid del negozio Tech Service. Questa mattina, dopo aver visto appunto il nostro annuncio, hanno preso e hanno donato 150 mascherine, e le abbiamo portate anche al pronto soccorso, consegnate questa mattina. Loro già hanno più di un negozio, uno degli altri negozi è di Verona, e anche a Verona ne avevano distribuite molte di più. E insomma, tra l'altro, Said, scusate, si dichiara, come fanno riparazione dei telefonini, si dichiara disponibile ovviamente per i medici, per gli infermieri, per quelli del reparto sanitario. Se si trovano in difficoltà, che hanno delle riparazioni a fare il telefonino, lui è disponibile 24 ore al giorno, basta chiamarlo e fare la riparazione, ovviamente anche insomma, dà la massima disponibilità. Dovrebbe essere anche gratuita, tra l'altro, per gli infermieri, il personale medico. Ecco, questo è tutto al momento, e quindi un bellissimo gesto, grazie agli amici pakistani che sono chiusi da tanto tempo. E insomma, è stato veramente un bel gesto, e hanno in mente di fare qualcos'altro, ma aspettiamo che ce lo dicano loro. Ok? Grazie, ciao.